contagio non è una semplificazione, abbiamo cercato di dimostrarlo con i dati, non con le interpretazioni e le convinzioni di ognuno di noi. La verità è che l'incidenza del contagio, se paragonato al rapporto positivo su tampone in relazione all'attività di sorveglianza e di screening che questa regione fa, determina come questa regione sia più o meno a livello della media italiana e ben sotto molte altre regioni. Questo non è un aspetto banale. Quando il Presidente della Regione parla dei 250 casi sui 100.000 abitanti, non è che lo fa per dire io sono meglio, sono peggio di altri, lo fa per sostenere una linea nella quale non ci può essere un paese dove da una parte si sorveglia di più e dall'altra parte si sorveglia di meno. Perché è evidente che io quando vado a cercare di più trovo di più. I territori pubblici della regione complessivamente 566.224 eh, tamponi, dei quali il 12,2% in ASFO, il 12,2% in ASFO, il 46% nella Friuli Centrale, il 36% nella Giuliano Isentina. Il 5,1% dei tamponi è stato effettuato in favore di soggetti residenti in altre regioni. L'andamento delle indagini, ovviamente, e questo è anche il dato determinato nella Friuli occidentale, va considerato anche in relazione all'andamento del contagio, che ha colpito maggiormente alcune aree della regione, diversamente e fortunatamente per quell'area da quella della Friuli occidentale, quindi imponendo nelle altre due aree un'attività di indagine sicuramente superiore rispetto al territorio della Friuli occidentale. Perché è evidente che io quando vado a cercare di più trovo di più.